Nel territorio ULSS 4 le persone potenzialmente interessate alla demenza sono 4.500. Il declino cognitivo coinvolge il 98% delle persone con più di 65 anni. È quindi importante gestire questo problema sia in ambito clinico che a livello territoriale. A tal proposito, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer che ricorre il 21 settembre, nel Veneto orientale prenderà via il progetto Città Amica delle persone con demenza, realizzato dall'azienda sanitaria in collaborazione con 10 comuni, enti e associazioni di volontariato. L'obiettivo dell'azienda su questa iniziativa è stato nel corso degli anni, soprattutto in questi ultimi 3, di sensibilizzare sempre di più la nostra cittadinanza in senso lato, cioè dal cittadino, dalle persone, dalle famiglie, ma anche gli enti, le associazioni, tutti coloro che su questo tema si stanno impegnando. Questo ha portato a degli interventi capillari sul territorio che si svilupperanno sempre di più. Un mese di iniziative quindi rivolte a combattere la solitudine, aiutare, accogliere le persone con demenza ed abbattere lo stigma nei loro confronti. Abbiamo organizzato appunto un momento formativo con gli studenti, gestito da una psicologa, psicoterapeuta esperta di demenza per presentare appunto la malattia della demenza agli studenti e da Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS. Oltre a questo la formazione degli autisti della TVO, proprio perché c'è stato richiesto appunto un aiuto per poter riconoscere e gestire adeguatamente appunto quei casi di